Professor Stevanato, quali sono i numeri oggi della dieta Made in Italy? Il Made in Italy sta avendo un successo incredibile a livello mondiale, nonostante il periodo di crisi e recessione che stiamo vivendo. L'unico settore che tira è proprio questo dei prodotti agroalimentari, delle nostre eccellenze che vengono esportati in tutto il mondo. Si va avanti con una progressione a due cifre, sia il 2011 sul 2010 che il 2010 sul 2009 nelle esportazioni dei prodotti di qualità. Non solo, ma abbiamo un incremento sempre maggiore nel turismo enogastronomico. Sono sempre di più i turisti stranieri che vengono in Italia, ormai vengono valutati circa il 30-35% del totale, che vengono in Italia per fare turismo enogastronomico, non solo per vedere quindi le bellezze del nostro paese, il patrimonio storico-artistico, ma anche per godere del cibo, della ristorazione, della convivialità italiana. La qualità purtroppo spesso richiama anche delle contraffazioni. Come si combatte questo problema? Con la cultura. La cultura del cibo e del vino ha anche questo scopo, il nostro master ha anche questo scopo, di fare una distinzione netta fra il prodotto serio, di qualità, di genuinità, di tradizione, il prodotto buono che fa bene alla salute, e queste miriade di prodotti che ci vengono propinati anche purtroppo da qualche nostro italiano, ma soprattutto dall'estero, che nulla hanno a che fare con il vero prodotto tipico italiano, con il prodotto di qualità. E allora ecco che il nostro parmigiano viene imitato dal parmesan, che il buon vino ti viene proposto come una qualche cosa di disidratato, a cui una polvere disidratata a cui si può aggiungere dell'acqua per dare una bevanda che viene chiamata vino, e cose di questo tipo che sono chiaramente da rifiutare. Dobbiamo considerare che il cibo è la nostra prima medicina. Una buona nutrizione, una buona alimentazione significa dare credito al nostro organismo per funzionare bene. Nel momento in cui invece cerchiamo prodotti a basso prezzo, di qualità infima, magari che non sappiamo da dove vengono, che non sappiamo se sono stati testati, che non sappiamo se hanno una qualche garanzia di qualità, è chiaro che rischiamo di sottoporre il nostro organismo a dei rischi notevoli per la salute. A chi si rivolge questo master? Il master si rivolge a tutti coloro che hanno una passione per questo argomento. Sia a neolaureati che vogliono intraprendere un percorso professionale proprio in questo settore, sia anche a professionisti già inseriti che vogliono approfondire le conoscenze e le competenze in questo settore. Ormai è un dato consolidato da anni che abbiamo circa un 60% di neolaureati e un 40% di persone che già operano nel settore, che si iscrivono al master come studenti, e sono anche persone mature che possono avere anche 50 anni o più, che si iscrivono al master per in qualche modo consolidare le conoscenze che hanno, ma approfondire la cultura del cibo, proprio cercare di scoprire nuove cose nell'ambito del cibo e del vino.